Acchiappa l'idea! Oggi facciamo assieme banane e ananas. Bentornati amici ed amiche su Acchiappa l'idea. Oggi altro progetto di minuteria per presepe. Nello scorso video vi avevo un po' anticipato che una delle possibilità, delle cose che volevo riprendere in mano era la cera per fare le minuterie per presepe. Avete già visto che io ho utilizzato in altri video la cera del galbanino, ossia l'involucro con il quale viene ricoperto e venduto il galbanino, il formaggio o un formaggio similare, appunto, che ha questo strato, questa buccia di cera che è molto morbida e si impasta bene anche a mano e l'ho già utilizzato in tanti altri progetti. Ma se non avete il galbanino a casa e non volete stare a comprarlo per fare questi progetti, esiste anche il pan di cera, ossia della cera da modellare della marca Proxima o Prochima, non so come si legge. Fatto sta che si trova su Amazon ma anche nelle mesticherie di Belle Arti, e questo panetto qui l'ho comprato a circa 9 euro, ma è mezzo chilo, quindi ne viene di minuteria che basta per un pezzo. L'ho provato, vedete che l'ho già aperto, rende in una maniera abbastanza simile alla cera del galbanino, però è un pochino più duro quando poi si è solidificato, e quindi anche la lavorazione è leggermente diversa. Adesso vediamo prima la scheda progetto e poi le fasi di lavorazione, prima delle banane e poi dell'ananas. Ho deciso di fare queste due frutte esotiche. Allora, scheda progetto, grado di difficoltà 3 su 5, costo del progetto 1 su 5, tempo necessario 2 su 5. Iniziamo col dire che bisogna sciogliere la cera per colorarla, perché il bello della lavorazione con la cera rispetto a fare le minuterie tipo di DAS o con delle altre paste e poi colorarle in seguito è che coloriamo la pasta sciogliendo la cera e mettendoci dentro dei pastelli a cera. Quindi ci sciogliamo dentro il pastello a cera che va a tingere la pasta direttamente del colore che ci interessa, e se vogliamo poi dopo possiamo anche colorarla con degli acrilici e con degli altri colori, ma di base utilizziamo già delle paste colorate che sono abbastanza interessanti per quello che vogliamo ottenere. Quindi il primo passaggio è quello di andare a sciogliere la cera. Vediamo quelle che sono due possibilità. La prima possibilità è quella di utilizzare tipo una candelina per sciogliere con il calore della candelina dentro a una specie di pentolino come questo qui, che non è altro che il fondo della candelina stessa, un pochino di cera, e utilizzare questo come pentolino al fine appunto di sciogliere la nostra cera. Quindi ci facciamo aiutare da questo supporto e andiamo a sciogliere un pochino di cera. Allora, come vedete qua si è sciolto la nostra cera, e gli possiamo andare a inserire dentro dei pezzettini di pastello a cera del colore che ci interessa, per ottenere quindi la cera colorata della tinta che appunto ci interessa. Il difetto che hanno questi ciotolini è quello di tendere a bucarsi. Come vedete si è creato probabilmente un buchetto qua sotto e va a finire la cera dentro la candelina. Quindi ho sostituito il ciotolino un pochino più leggero, che appunto tende a bucarsi quasi spiegabilmente, con questa qui che è una lattina di cibo per gatti, pulita in realtà, però che mi funge da pentolino, che si scalda sempre con la candelina qua sotto, e io ci vado a sciogliere dentro la cera e poi la vado a colorare del colore che più mi piace. Vedete che qua dentro c'era già il residuo di una tinta precedente, che era questo giallino, questo color ocra. Adesso ci vado ad aggiungere questo che è tipo un verde oliva, e il colore cambierà. Ci possiamo mettere anche un altro pochino di cera del galbanino in questo caso,
tanto il potere tingente del pastello a cera è piuttosto alto e quindi con pochissimo pastello a cera si riesce a tingere una discreta quantità di cera del galbanino oppure di pan di cera, e il rapporto è tipo 20 parti di cera del galbanino e una parte di pastello a cera come ordine di grandezza, e già si ottengono delle tinte belle cariche. Una volta che tutta la cera si è sciolta, lo possiamo togliere dal fuoco, cioè lo possiamo mettere a raffreddare. Volendolo raffreddare un po' più in fretta, si può immergere il nostro ciotolino dentro a una vaschetta, una ciotolina più grande con dell'acqua fresca, in modo che l'acqua assorba il calore. Vedete, dopo giusto un paio di minuti si è già solidificata a sufficienza per poter essere grattata via da dentro al nostro ciotolino e creare una pallina, un mini panetto di cera lavorabile. Ecco, vedete, adesso è ancora abbastanza morbida e tende leggermente ad appiccicarsi alle dita, però se la lasciamo ferma per qualche minuto, anche così lei si solidificherà e avrà tutta un'altra consistenza. Adesso vi faccio vedere un panetto che ho preparato in precedenza. Vedete, questo qui si lavora, però ha una consistenza decisamente più rigida, ecco, rispetto a questo che è ancora molto morbido. Comunque fra 10 minuti questo sarà come questo qui. Nei casi in cui vogliate accelerare i tempi, basta appoggiarlo per un attimo in freezer e in un minuto questo diventa come questo. Come vedete, si possono realizzare e preparare dei panetti di cera con tutti i colori che si vogliono, con tutti i colori che già si trovano volendo dentro alle confezioni di pastelli a cera, ma si possono anche mischiare, si mischiano senza problemi e si ottengono tinte di diverse sfumature. Per esempio questi due sono leggermente diversi, ma semplicemente questo è fatto con lo stesso colore di questo ma più diluito, cioè qui ho messo più colore e poi con il residuo di sporco che c'era dentro al fondo del nostro pentolino, come per esempio in questo caso c'è il residuo di sporco di verde oliva, gli si mette dentro della cera ancora da colorare e raccoglie quel colore lì tingendosi, ma in una maniera più tenue. Vedete, questo qui è un pochino più chiaro di questo. Adesso vediamo l'altro sistema per colorare la cera senza utilizzare la candelina e magari per fare le cose un pochino più in serie. Andremo a tingere questa volta del pan di cera neutro e vedete che si tinge in maniera simile alla cera del galbanino. Andiamo a prendere una pentola, la mettiamo sul fornello. Questo è un fornello a induzione, però può andare bene anche un fornello a gas o una piastra elettrica. Comunque ci mettiamo dentro dei ciotolini di vetro che si scalderanno a bagnomaria e scioglieranno i nostri panetti di cera. Questo sistema ci consente di preparare anche tanti colori contemporaneamente, basta aumentare il numero di ciotolini che mettiamo a bagno nell'acqua. È importante metterli a bagno nell'acqua perché l'acqua non supera i 100 gradi quando è allo stato liquido e quindi avremo la certezza che la nostra cera non si andrà a bruciare. Una volta che la cera si è sciolta, possiamo andare a mettere dentro a uno dei due un po' di cera verde per fare poi le foglie della nostra ananas e in quell'altra un po' di cera gialla per fare poi le banane. Una volta che la cera si è sciolta tutta uniformemente, possiamo tirare via i barattolini dal fuoco e lasciare raffreddare un po' la cera prima di estrarla dal barattolino. Anche qui, se la vogliamo raffreddare più in fretta, la possiamo mettere a bagno dentro a dell'acqua fresca. Nell'arco di qualche minuto vedete che
si è già solidificata e possiamo andare a estrarla dal nostro vasetto e impastarla come avete visto per l'altra modalità di riscaldamento, e quindi dopo la si estrae. Adesso è ancora un pochino tiepida, però appunto già si riesce a impastare. Quindi lo facciamo sia con quella gialla che con quella verde, e poi adesso vediamo come ottenere le banane e l'ananas. Allora, quando andiamo a fare la minuteria ci dobbiamo sempre chiedere per quali statuine, cioè di che dimensione saranno le statuine che ci andranno poi di fianco. Su internet trovate le griglie proporzioni per presepe. In ogni caso noi adesso faremo per statuine da 12 cm, quindi quello che nella realtà è 10 cm diventeranno 0,7 cm per la nostra minuteria. Quindi quello che sarà di 30 cm verrà circa di 21 mm, cioè 2,1 cm. Se ragionate di statuine diverse, andatevi a guardare quelle che sono le proporzioni che dovete ottenere. In ogni caso la nostra banana nella realtà è circa 25 cm, quindi dovremo fare una cosa che sia un po' più piccola di 2 cm, cioè 18 mm diciamo. Questa qui è una tavoletta da modellismo che ha questi quadretti che sono di 1 cm, quindi la banana che dovremo ottenere è leggermente più piccola di 2 di questi riquadri. Possiamo prendere un pochino della cera che abbiamo ottenuto con la prossima, che vedete che è un po' dura, però con giusto un po' di pressione con le dita si ottiene già una consistenza modellabile, e andiamo a creare la forma di una banana. Conviene sempre prendere magari delle immagini o degli oggetti veri se li avete a portata di mano, quindi la cosa migliore sarebbe prendere una banana e ispirarsi ad essa. Oppure appunto, se non ce l'avete, potete prendere un'immagine e guardare come è fatto l'oggetto vero. In ogni caso la banana ha un profilo diciamo leggermente squadrato, e quindi nel creare la forma cercate di sagomarla dandogli appunto un aspetto un pochino squadrato, e poi da una parte si fa una cosa che ricordi un po' il picciolo. Facciamo quindi 3 o 4 di queste banane e poi le andiamo ad unire in prossimità tipo del picciolo, come sarebbero nella realtà, ecco. Cioè cerchiamo di andare a dare la forma di quello che è un casco di banane vero, non so come dire. Ecco fatto, così. Le pressiamo un attimo e la cera si andrà a unire, cercando però di non premere troppo per non deformare la forma che avevamo dato all'insieme delle banane. Così. Ora con un acrilico marrone andiamo a dare giusto un puntino nel sedere della banana e nella testa, dove appunto si sarebbe spezzata rispetto alla pianta, ecco. Ed ecco fatto, queste qui adesso le lasciamo asciugare, poi sono le nostre banane finite. A fine del video magari vi faccio qualche inquadratura più specifica dove si vedono un po' i dettagli. Adesso passiamo all'ananas. Allora, ho già fatto un tentativo per fare le foglie e fatte con la cera mi convince abbastanza come vengono. Adesso vi spiego poi come farle. Per il corpo avevo fatto quest'altro panetto di cera, diciamo marroncina, come sarebbe marroncina l'ananas, e l'idea appunto era di accoppiarle in questa maniera. Ma sono andato a funghi ieri con mio babbo e ho trovato per terra un'altra cosa che adesso vi faccio vedere.
siamo stati nel bosco, qua sull'Appennino bolognese, e c'erano degli abeti, e queste qui sono delle pigne da cui erano già venute via tutte le squame, diciamo, la parte esterna della pigna, diciamo. E c'era rimasta solo questa che è l'anima interna, e mi ha ricordato abbastanza quella che è la forma che avrebbe un ananas, quindi ho pensato di provare a utilizzare questo per appunto fare la parte di sotto del corpo dell'ananas, andandoci a installare le foglie sopra. Quindi adesso vedo di lavorare un attimo questa parte qui per provare a ottenere il corpo dell'ananas. Ok, sono abbastanza soddisfatto qua della forma che sono riuscito a ottenere con il pezzettino della pigna. È circa 3 cm, quindi sarebbe tipo un ananas con il corpo da 40 cm nella realtà, e direi che è abbastanza coerente e proporzionato. Quindi questo qui è il corpo dell'ananas. Adesso vado a fare il sistema sopra delle foglie e vi faccio vedere come si fa con la cera. E abbiamo realizzato quindi le banane e l'ananas. Sono abbastanza soddisfatto. Volendo, sulle banane si potrebbe fare qualche sfumatura di verde in prossimità del picciolo, come hanno alcune banane, quelle un pochino più acerbe, e l'ananas è venuto un po' stretto e allungato, però tutto sommato sono abbastanza soddisfatto. E voi avete già provato a fare delle minuterie con la cera? Devo dire che una volta che si prende la mano è una pasta che si lavora con molta soddisfazione, secondo me. E con questo per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!